Benvenuti a tutti. Possiamo iniziare questa conferenza stampa di presentazione del nuovo corso di laurea in Scienza e Cultura del Cibo. È un momento molto importante per il nostro Ateneo, credo per l'intero territorio, quindi grazie a tutti voi di averci onorato della vostra presenza. Un momento importante enfatizzato dal fatto che anche la prima uscita ufficiale istituzionale in questo splendido Palazzo Antonini Maseri a un mese dalla sottoscrizione del contratto di donazione. Io darei subito la parola al padrone di casa, al nostro magnifico rettore, professor De Tonin. Grazie. Bentrovati a tutti, è con grande gioia e anche con un pizzico di orgoglio che vi ospitiamo oggi in questo meraviglioso scenario, il Palazzo del Palladio, che viene appunto ribattezzato Antonini Maseri grazie alla donazione del benemerito professor Maseri. Abbiamo già in animo di fare un evento dedicato a lui proprio in questo palazzo a maggio. Intanto benvenuti a tutti, io ringrazio il sindaco, ringrazio l'assessore, il presidente della fondazione, il nostro direttore del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Animali e Ambientali, un dipartimento di 4A, l'abbiamo ribattezzato. Abbiamo voluto fare questo evento il 21 marzo, non è casuale, il giorno della primavera, di buon auspicio per un'iniziativa che nasce dal Friuli, per il Friuli, ma diciamo la verità ha anche l'ambizione di essere un'iniziativa di livello nazionale. Noi sappiamo che a Pollenzo è partita un'iniziativa anni fa, un'iniziativa sull'enogastronomia che ha avuto un grande successo. E alla fine il sistema universitario italiano ha creato un apposito corso di laurea, voglio dirvelo, si chiama le lauree in Scienze, Culture e Politiche della Gastronomia, e appena diciamo, il sistema nazionale ha creato questa classe di laurea, l'anno scorso è partita la Federico II a Napoli, che fa un corso di laurea in Scienze enogastronomiche mediterranee. Noi siamo i primi a partire al nord con questo corso di laurea, che ha anche l'ambizione di essere mitteleuropeo, e quindi speriamo di avere, diciamo, un successo importante. Abbiamo voluto qui con noi non soltanto la fondazione che è nostra partner, non soltanto il sindaco che rappresenta la città e tutta, diciamo, questa interazione che adesso costruiremo anche attorno al Palladio, ma l'abbiamo voluto avere anche l'assessore, perché in effetti l'enogastronomia è un pezzo importante, la filiera agroalimentare di questa regione, quindi l'abbiamo voluto qui con noi. Noi abbiamo anche, non so se avete visto questo bellissimo logo, Think Food, c'è la rapa con un R, ma non vi dico tutto perché dopo chiederò a Zendrini, che è il nostro uomo marketing che ci ha aiutato in questa operazione, a spiegarlo. Voglio ovviamente ringraziare tutti i presenti, perché vedo tutti i rappresentanti delle categorie economiche, vedo anche molti docenti, vedo anche tutti gli aspiranti rettori, vedo gli ex rettori, vedo i direttori di dipartimento, quindi grazie di essere qui con noi. Abbiamo anche 3 testimonial importanti e voglio citarlo. Abbiamo Emanuele Scarello, che sapete è uno dei chef col suo ristorante Le Mise Liudi, poi abbiamo l'Antonia Klugman col suo ristorante Argine Vencò, e poi abbiamo anche Felluga che rappresenta invece la parte diciamo enologica. Io voglio ringraziare anche la Fondazione Villa Rusiz, perché dopo bagneremo questa inaugurazione, e ringraziamo Perivini che ha voluto gentilmente donarci. È una scommessa dell'Ateneo, ma è anche una scommessa del Friuli. Noi sappiamo che questo tipo di competenze fanno dell'Italia un paese unico, e finalmente abbiamo la laurea, diciamo, abbinata a queste materie. Quindi grazie a tutti, grazie anche a tutti quanti i media presenti, grazie anche a Maio che ha fatto da maestro cerimoniere, e quindi grazie a tutti gli uffici che dietro ci sono. Adesso non li ringrazio tutti, altrimenti me ne dimentico qualcuno. È sempre un gioco corale, grazie a tutti, teniamo alta la bandiera della nostra università, noi diciamo sempre hic sunt futura, qui nascono cose future, e oggi è uno di questi giorni. Grazie a tutti. Grazie, magnifico. La parola adesso per i saluti al Presidente della Fondazione Friuli, dottor Giuseppe Morandini, fondazione che appunto è non solo un ente
di grande supporto, ma è un partner per tutte le scelte strategiche di promozione del territorio e quindi anche per questa. Grazie, buongiorno a tutti. Io velocemente vorrei dire due cose. La prima è esternare tutta la nostra soddisfazione come fondazione del lavoro che stiamo costruendo con l'università. Ed è una soddisfazione che non è concentrata solamente nei contenuti del lavoro che stiamo sviluppando. La presentazione di questa triennale è uno dei pilastri che reggerà l'accordo e la collaborazione nel 2019. Ma siamo molto contenti anche dal punto di vista relazionale, dall'approccio ai problemi. Ci piace molto il poterci incontrare, focalizzarci su quelle che sono le aspettative e le priorità, dare del tu alle esigenze che stanno nascendo, studiarci sopra, perché l'università bisogna studiarci sopra, accorciare i tempi e uscire con delle proposte. Siamo veramente felici di poter sigleremo a breve l'accordo del 2019, ho l'onore e il piacere di avere il direttore Massimo Di Silverio a presentarlo in Consiglio di amministrazione della Fondazione lunedì, ed i contenuti di quell'accordo sono contenuti ai quali teniamo molto. La seconda cosa che volevo dire è che la presentazione di oggi ha un valore che va molto oltre il lancio già importante di questa triennale sul cibo. Ha un valore così importante perché secondo me diventa un riferimento fondamentale della volontà che questa università ha di essere protagonista. E questo ci deve unire tutti. Noi dobbiamo essere, come cittadini di Udine, cittadini del Friuli, i primi tifosi, i primi sostenitori di queste scelte dell'università. Io ringrazio te, magnifico Rettore, tutti i tuoi collaboratori, tutte le persone che rendono possibile queste strategie, queste visioni e soprattutto l'attuazione di questi progetti, perché la città, l'intera regione ha bisogno di questo vostro lavoro. Se potessi tornare indietro, lunedì mattina mi iscriverei a questo corso. Grazie. Grazie per le tue parole di sostegno, Giuseppe. Ed ora la parola appunto all'assessore dottor Sergio Bini, assessore alle attività produttive e al turismo e, come è stato detto, quindi direttamente interessato nei suoi ambiti di governo dalle potenziali ricadute di questo corso. Assolutamente sì, delle ricadute assolutamente importanti. Innanzitutto buongiorno a tutti. Mi complimento anch'io con l'Università degli Studi di Udine e con il magnifico Rettore, perché avete dimostrato per l'ennesima volta di saper assecondare le esigenze formative vere del mondo del lavoro e del mondo dell'impresa. L'enogastronomia è un settore, come ha detto lei, in grande crescita. In questi ultimi anni è cresciuto a doppia cifra. Non solo per il Friuli Venezia Giulia, ma nell'intero Paese Italia, e ha delle potenzialità di crescita ancora molto importanti. Ecco perché corsi di laurea triennali come questo vanno a completare un'offerta formativa e di conseguenza poi skill professionali necessari per l'imprenditoria del turismo del futuro. Voi avete già scienze delle tecnologie alimentari, se non erro, viticoltura, enologia, insomma una gamma abbastanza ampia di offerta formativa. Questo va a completare. Quello che diceva il Presidente Morandini lo reputo fondamentale. Il Friuli Venezia Giulia funziona se tutte le eccellenze che noi abbiamo all'interno di questa piccola, ma come dire, frizzante regione si mettono a sistema. Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine, Università, ERSA, Promoturismo, tutti assieme possono costruire delle strategie utili, perché alla fine le strategie devono essere utili per le imprese e per i lavoratori, gli studenti, e in grado di poterci permettere di traguardare il futuro con ottimismo. Il lavoro che è stato fatto in questi anni è eccezionale, buono, ottimo. Il fatto di essere
mi pare la seconda regione, la seconda università, il secondo ateneo che ha fatto nascere questo corso di laurea scienze, no? Mi diceva che siamo i secondi. E insomma, è un segnale molto importante. Noi siamo avanti, quindi io non mi dilungo oltre. Mi complimento ancora davvero per quello che state facendo. Noi ci siamo, lavoriamo di squadra, vedrete che riusciremo a dare, ad offrire per i nostri corregionali dei risultati assolutamente positivi. Grazie. Grazie all'assessore Bini. E adesso il sindaco della nostra città, l'onorevole Pietro Fontanini. Io credo che anche questa iniziativa didattica, oltre a una sinergia sempre più forte tra università e comune, possa rilanciare dal punto di vista anche dell'offerta enogastronomica la città come centrale in regione. Sì, esatto, noi siamo molto orgogliosi di sentire questa novità, questo grande progetto che la nostra università ha programmato, creare quindi un corso di laurea per le specialità di questa terra friulana e averla qui nella città di Udine, anche perché i successi che la facoltà di agraria, come si chiamava una volta, adesso il Dipartimento di Scienze della Cultura, del Cibo, ha riservato a questa università, ricordo il genoma della vite, che è stata una cosa fondamentale, poi queste nuove viti resistenti alle malattie che non necessitano di trattamenti chitogamici, quindi una università all'avanguardia che segna grandi momenti nel progresso di tutta la società in senso lato. E quindi anche nel cibo andare avanti, dare un contributo, dare soprattutto continuità a quegli studi superiori che già esistono nella nostra città. Ricordo l'Istituto Stringer, che è un istituto importante che forma moltissimi ragazzi che poi entrano nel circuito della ristorazione, e poi continuare con una laurea veramente è una cosa importante. Sapete che Udine in particolare, io dico sempre, sono molto orgoglioso, l'ho davanti a me, la seconda, due stelle Michelin, sono le uniche in tutta la regione, quindi abbiamo dei ristoratori di altissimo livello qui a casa nostra, e creare una struttura scientifica con questa laurea è qualcosa che premia chi ha già raggiunto successi importanti nel settore della ristorazione. E poi siamo in un luogo importante, questo palazzo, e io, caro Rettore, le prenoto già un avvenimento che stiamo programmando per la fine di quest'anno, cioè Ein Prosit, una cosa che già ha avuto molto successo a nord del nostro territorio, che lo portiamo qui nella capitale del Friuli, perché riteniamo che le specialità, le cose belle che la terra friulana può far conoscere, possono trovare all'interno anche di questo palazzo un momento propositivo. Quindi grazie per questa ottima intuizione, dà spessore e forza alla nostra università, ma penso anche dà una grossa opportunità ai tanti giovani che vogliono approfondire un settore che, come diceva l'assessore Bini, è in crescita e dà soddisfazioni economiche a tante persone. Siamo in un'area di confine, quindi il cibo mitteleuropeo può tornare a essere un volano forte per Udine, per tutto il Friuli e anche per la regione. Bene, grazie al sindaco di Udine. Adesso pregherei appunto l'assessore, il presidente Morandini e il sindaco di accomodarsi, facendo salire appunto i nostri 3 testimonials, Klugman, Felluga, Scarello, che non hanno bisogno ovviamente di alcuna presentazione, ma sui quali dopo spenderò una parola, e lasciamo lo spazio alla presentazione vera e propria del corso da parte del professor Paolo Ceccon, direttore del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Innanzitutto ringrazio chi mi ha preceduto. Il grande vantaggio di parlare per ultimo è che molti hanno già detto tante delle cose che io dovrò dire, quindi avrò più tempo per entrare nel dettaglio.
come si usa dire, il mio sarebbe il piatto forte della mattinata, no? Giusto per entrare e rimanere nel campo. Nel presentare una nuova iniziativa solitamente si fa anche un pochino di storia, rapidamente. Perché? Perché ci siamo sognati a un certo punto di proporre un nuovo corso di studio. Nel mio dipartimento sono già presenti numerosi, sono 11 corsi di studio presenti, tutti facenti capo alla grande area delle scienze dell'agroalimentare e delle scienze collegate. In realtà è già stato detto da chi mi ha preceduto, cioè vogliamo in questo modo accompagnare un processo che è in atto già da molto tempo. Gli ambiti di cui vorremmo trattare crescono a doppia cifra in alcuni casi, l'enogastronomia, il turismo enogastronomico cresce a 2 cifre negli ultimi anni, il comparto agroalimentare è cresciuto di circa il 4% all'anno negli ultimi 3-4 anni, quindi evidentemente c'è anche la necessità di accompagnare con delle professionalità costruite con molta attenzione questo processo. Quindi l'opportunità ci è stata data, come ricordava il Rettore, dal decreto di classe, che non sempre i decreti, non sempre gli atti ministeriali vanno visti come dei lacci e dei lacciuoli. Nel nostro caso è stata un'opportunità perché ci ha tracciato in qualche modo una strada da seguire che noi abbiamo molto volentieri seguito. C'è stato naturalmente fin dall'inizio, quando abbiamo cominciato a ragionare su questo argomento, il sostegno pieno dell'Ateneo e quindi la spinta è stata subito molto propulsiva. Il secondo, perché la seconda giustificazione è il perché del nome, perché Scienza e Cultura del Cibo, che non è il nome, come dire, statutario, quello che il Ministero accetta immediatamente senza discussione. Perché Scienza e Cultura del Cibo? Ma perché il cibo è scienza ed è cultura. Il cibo è scienza e in questo noi cerchiamo di valorizzare tutti i processi che hanno a che fare con l'innovazione del mondo del cibo. Il cibo è sempre stata innovazione, guai se non ci fosse l'innovazione nel mondo del cibo, perché saremmo costretti ad assumere alimenti non sani, alimenti pericolosi per la nostra salute. Quindi la salubrità è figlia dell'innovazione, ma è cultura perché la cultura è legata alla tradizione. La tradizione è uno degli elementi ovviamente che danno quel valore in più al mondo del cibo e che opportunamente valorizzata dall'innovazione riesce a dare il massimo da tutto questo comparto. E il nome l'abbiamo scelto molto presto e il fatto di averlo scelto presto ci ha guidato anche poi nell'articolazione tecnica, cioè nella scelta degli insegnamenti e nella volontà di creare un percorso adatto. Nel creare questo percorso abbiamo anche guardato con molta attenzione alle sinergie con le altre iniziative didattiche e non solo didattiche dell'Ateneo e mi riferisco in particolare naturalmente a quelle che ho citato prima che fanno capo al nostro Dipartimento, ma anche a quelle recentemente proposte e penso in particolare al corso di gestione del turismo culturale e degli eventi, con il quale evidentemente questo corso di studio si raccorda in modo molto incisivo. Qual è il filo conduttore del corso? Tutti i ragionamenti che abbiamo fatto hanno fatto emergere un concetto che è un concetto dialettico. Il corso si fonda sul rapporto dialettico tra il piccolo e il grande, tra il locale e il globale, perché il locale può essere espanso, manifestato a livello globale, ma il globale deve fornire un'indicazione, una guida per certi versi per la valorizzazione del locale. Quindi dove meglio che in Friuli, che è terra di confine, che è crogiuolo di punto di incontro di culture, punto di incontro di culture gastronomiche e non solo, dove meglio che in Friuli proporre questo tipo di pensiero. E quindi su questo ci siamo mossi e intendiamo questa iniziativa centrata su Friuli come un laboratorio dal quale muoverci verso l'esterno. Allora, un altro aspetto fondamentale di questa iniziativa è stata la trasversalità e la multidisciplinarietà della proposta.
Voi tutti sapete che l'Università di Udine ha 8 dipartimenti, è composta da 8 dipartimenti, ebbene, lo posso dire con orgoglio, tutti gli 8 dipartimenti sono rappresentati con contributi significativi all'interno di questo corso di studio. E sto parlando di dipartimenti che vanno da quello ingegneristico a quello di area umanistica, a quello di lingue, a quello di economia, e non me ne voglia qualche direttore se ne dimentico qualcuno. 8 dipartimenti dell'Ateneo, tutti rappresentati all'interno di questo corso di studio. E lo dico con orgoglio perché in questo modo abbiamo realizzato uno degli obiettivi del piano strategico di Ateneo varato alcuni anni fa, cioè quello di valorizzare la ampiezza di competenze presenti all'interno dell'Ateneo. Un Ateneo generalista, orgogliosamente generalista, che in questo modo riesce a valorizzare tutte le sue componenti e a fonderle in un progetto comune. Praticamente come si concretizza questa multidisciplinarietà? Circa il 50% delle discipline proposte appartengono al campo tecnico-scientifico, il 25% all'area economico-giuridica e il 25% all'area umanistica, storica, artistica. Quindi una miscela armoniosa, oso dire, di tutte queste diverse componenti. Perché 50% di area tecnico-scientifica? Perché noi crediamo che la figura professionale che potrà operare in questo settore, prima di tutto dovrà conoscere il cibo e lo dovrà conoscere nelle sue diverse sfaccettature, nelle aree di produzione, nelle tecniche di produzione, nelle caratteristiche tecnologiche, nelle caratteristiche e nelle modalità di trasformazione e di gestione del cibo. È fondamentale che chi parla di cibo debba conoscere il cibo e quindi valorizziamo questa nostra componente. Quindi conoscenza del cibo first, ma poi capacità di narrare il cibo, capacità di interpretare il cibo, capacità di vendere il prodotto cibo, capacità di gestire il prodotto cibo anche da un punto di vista ingegneristico. I contenuti del corso, non credo che sarebbe troppo noioso mettermi a elencare le denominazioni degli insegnamenti. Sono numerosi, noi abbiamo dei vincoli di carattere ministeriale. Leggo qualche nome, ma giusto per non lasciarvi con l'acquolina in bocca, visto che di questo stiamo parlando, visto che tra poco ci sarà anche un rinfresco. Parliamo ad esempio di geografia e biodiversità dei paesaggi e dei prodotti agroalimentari, parleremo di diritto agroalimentare, parleremo di antropologia del cibo, parleremo di filiere di produzioni vegetali e animali, parleremo di comunicazione, di valutazione sensoriale degli alimenti, parleremo di fisiologia della nutrizione e non sto a dilungarmi più di tanto perché credo che poi il materiale che avrete a disposizione sarà assolutamente esaustivo nel soddisfare qualsiasi tipo di curiosità e soprattutto quella che avranno gli studenti che fin da domani inizieremo a incontrare nelle scuole. Il sindaco ha citato l'Istituto Stringer che domani farà un evento proprio di presentazione di questa iniziativa. Non è importante solo sapere che cosa si insegnerà, è importante anche sapere come si insegnerà e da questo punto di vista il progetto prevede l'utilizzazione di metodiche didattiche che guardano in particolare il coinvolgimento dello studente, quindi didattica partecipata, didattica laboratoriale. Ad esempio abbiamo un corso di analisi sensoriale che troverà ospitalità in gran parte in una struttura in fase di allestimento presso quell'iniziativa, quello spazio Uniud Labs, dove verrà approntato un laboratorio certificato di analisi sensoriale, ma non solo. Numerosi insegnamenti sono denominati laboratorio D, workshop D, dalla comunicazione alla comunicazione del cibo, al laboratorio di scrittura e via di seguito. Faremo anche affidamento su un'altra iniziativa dell'Ateneo recentemente presentata che è il laboratorio di storytelling, che evidentemente nella fase di comunicazione ha acquisito un'esperienza e una capacità di sviluppare tematiche importanti di grande rilievo.
Ma ancora questa didattica attiva si manifesterà attraverso visite di studio, attraverso stage aziendali e attraverso workshop nei quali, altro elemento particolarmente importante, potremo valorizzare il contributo di professionisti. È un corso aperto al territorio e aperto agli attori del territorio, cioè a coloro che in questo campo manifestano le loro capacità e ai quali viene riconosciuta questa straordinaria capacità. I nostri testimonials sono l'esempio, un piccolo esempio di quella che è una ricchezza di figure di questo genere presenti nel territorio. Quindi abbiamo creato all'interno del percorso didattico alcuni contenitori nei quali questa interazione, la presenza di testimoni del territorio, di attori, di professionisti riconosciuti nel territorio potranno trasmettere la loro esperienza ai nostri studenti. Ancora rapidamente, per restare nei tempi, il percorso orientato al lavoro. Perché un percorso orientato al lavoro? Ho già detto che circa il 20% del totale delle attività saranno attività che vedono lo studente al centro nella forma del tirocinio, nella forma della prova finale, quindi una forma estremamente attiva. Queste attività si svolgeranno in collaborazione con soggetti esterni all'università. E qui volevo rapidamente illustrare, voi vedete scorrere alle mie spalle, tutta una serie di enti, di soggetti ai quali abbiamo chiesto il sostegno. È una delle prime iniziative didattiche dell'università che si porta dietro una corona di sostenitori autorevoli, di sostenitori importanti per il nostro territorio. E non sto a elencarli, li vedete qua scritti. Quindi tutti questi soggetti hanno creduto in questa nuova iniziativa. Ma abbiamo un'ambizione ulteriore. L'ambizione ulteriore è quella di affiancare a questo corso di studio anche dei soggetti economici, delle aziende. A metà del prossimo mese inviteremo un certo numero, ampio numero di aziende del territorio, ma non solo, proprio per valorizzare questo rapporto dialettico e questa apertura che è uno degli elementi fondanti dell'università, in un incontro dai quali fare emergere quelle che sono le esigenze del mondo produttivo e costruire insieme alle aziende una risposta calibrata su quelle che sono le esigenze. E andremo a chiedere anche, perché no, un piccolo contributo per sostenere il corso, perché insomma è solo quando ci si mette qualcosa di proprio che si manifesta e si dimostra il vero interesse e il vero sostegno. Ecco, quindi anche questo credo che sia una novità per una proposta didattica istituzionale qual è quella che stiamo proponendo. Mi avvio alla conclusione. Che cosa andranno a fare questi studenti, quei laureati naturalmente? Io sono sempre un po' in imbarazzo quando faccio le presentazioni e arrivo al punto degli sbocchi professionali, perché gli sbocchi professionali sono quello che noi oggi possiamo vedere e che oggi il territorio chiede, ma noi stiamo guardando a un qualcosa che accadrà, cioè il prodotto finito lo avremo fra almeno 3-4 anni e chissà fra 3-4 anni cosa ci sarà, cosa il territorio, cosa il tessuto produttivo chiederà. Allora noi vogliamo prima di tutto dare strumenti, vogliamo sviluppare una certa creatività. Qualcuno diceva che la realtà ha molta più fantasia dell'immaginazione, perché l'immaginazione inevitabilmente si deve basare su fatti, eventi accaduti nel passato. Noi nel futuro non possiamo prevederlo. Quindi sì, certo, vogliamo formare delle persone che siano pronte a lavorare sul piano della comunicazione, sul piano della promozione, sul piano del marketing del prodotto agroalimentare, ma vogliamo anche creare strumenti, fornire strumenti per fare in modo che il laureato si costruisca il proprio percorso, si costruisca la propria carriera, intercettando una tendenza che, come dicevamo poco fa, è una tendenza che offre straordinarie opportunità economiche.
I prossimi passi, allora sono arrivato al termine, spero di essere stato nei tempi. I prossimi passi quali saranno? Saranno quelli di, naturalmente, fare attività di orientamento nei confronti delle scuole e quindi rivolgerci a quelli che saranno i nostri interlocutori, le famiglie e gli studenti. Tecnicamente ci aggiungeremo a predisporre una prova di accesso. Le lezioni inizieranno con il mese di ottobre, come tutti i corsi di questo Ateneo, e quindi partiremo naturalmente con il primo anno. Nel giro di un triennio contiamo di arrivare alle prime lauree. Abbiamo anche una seconda ambizione nel tempo, che è quella di creare qui all'interno dell'Università di Udine un pensiero originale intorno al mondo del cibo. Non basta fare didattica, bisogna anche che tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità, e io ai ringraziamenti sarò molto accorato e molto esplicito nel ringraziare tutti coloro che hanno dato un contributo, ma non basta. Intorno alla didattica, in un processo che, se vogliamo, è un processo nuovo per l'università, che sostanzialmente solitamente trasferisce i prodotti della ricerca nella didattica, qui vogliamo dalla didattica trarre spunti per fare ricerca e per fare innovazione, per creare un pensiero originale intorno al mondo del cibo. E già stiamo lavorando su questo fronte. Alcuni eventi a contorno. In novembre si terrà qui a Udine un convegno che ha un titolo ancora orientativo, preliminare, Storia, Scienza, Cultura dell'Alimentazione, che parlerà di questi temi, un convegno nazionale che parlerà di questi temi e che quindi accompagnerà la proposta didattica. Il collega Tilatti, delegato alle biblioteche, che voi sapete organizza ogni anno alcuni eventi nel chiostro convento agostiniano, le cosiddette aperture claustrali, questo ossimoro meraviglioso, e mi ha chiesto: ma perché non organizziamo le aperture claustrali di quest'anno intorno al tema del cibo e del vino, dell'enogastronomia, e quindi leghiamola a questo nuovo. Secondo me è un'idea bellissima, e quindi siete tutti invitati nelle prossime settimane, quando avremo delle date più precise, a questo tipo di incontri. Basta, io sono arrivato alla fine della mia presentazione, quindi alla fine, come sempre, ci sono i ringraziamenti. I ringraziamenti sarebbero lunghissimi e non basterebbe il tempo che mi è stato dedicato. Naturalmente ringrazio il magnifico rettore e il direttore generale perché hanno accolto in modo entusiastico questa nostra proposta, tutti i direttori dei dipartimenti e i colleghi che hanno dato la disponibilità a collaborare nella didattica, naturalmente tutto lo staff, il personale tecnico-amministrativo che ha dimostrato, accompagnando questo percorso, un altrettanto grande entusiasmo, tutti i partner istituzionali, tutti i testimonial che hanno già manifestato un entusiasmo straordinario. Due ringraziamenti particolari, uno a Fulvio Zendrini per la collaborazione e il supporto, è stato un pochino la nostra guida nell'organizzare tutta questa avventura, e due ringraziamenti particolari, veramente particolari, a due colleghe che non sono qui di fianco a me, ma è come se lo fossero, perché sono le attrici insieme a me di questo percorso, che sono la professoressa Giannina Vizzotto e la professoressa Monica Anese. Quindi grazie a loro in modo particolare. Grazie professore, credo che tu abbia illustrato ampiamente la struttura di questo corso, e tu abbia giustamente enfatizzato come questo corso deve e vuole essere aperto al territorio. Ecco perché qui la presenza di tre giganti del territorio, come ha ricordato il sindaco, pluristellati, pluripremiati nelle loro attività, ma io credo che non siano solo dei grandi professionisti nel loro settore, sono davvero dei grandi ambasciatori di questa regione, generosi, riconosciuti
delle ricchezze non solo gastronomiche o enogastronomiche, ma anche culturali e delle emozioni che questa regione può dare. Io non me ne vogliano Klugman e Scarello, ma cito solo una cosa perché mi ha sempre colpito sin da quando ero bambino, l'etichetta dell'azienda Felluga. Ecco, come potrebbe definirsi negli anni 50 quell'etichetta che rappresenta il territorio e dopo la qualità del vino e l'azienda? Forse è una forma di promozione ante litteram del territorio, una valorizzazione del fare sinergia. Adesso parliamo di consorzi, di rete di imprese. Negli anni 50 si immagina una promozione così emozionante del territorio, quindi credo davvero che sì, possiamo dire di essere molto onorati della vostra presenza. Quindi la parola a Antonia Klugman, iniziamo con Elda Felluga. Bene, Elda allora che ho appena citato. Grazie per le bellissime parole e un ringraziamento veramente pieno di affetto nei confronti dell'Università di Udine, del Rettore e del professore Paolo Ceccon, che ci ha coinvolto con un entusiasmo incredibile, contagioso. Perché l'insegnamento di questa lunga storia di famiglia, io oggi rappresento la 5ª generazione e qui sono a rappresentare un'azienda che nel 1956 nasce grazie a papà, ma un lungo percorso che inizia a Isola d'Istria, che approda a Grado per poi arrivare nelle bellissime colline del Friuli. Ma papà io non posso che ricordarlo in questo momento. Anche per una questione affettiva, perché papà qui ha ricevuto la sua laurea honoris causa e credo che sia stato uno dei momenti più belli della sua vita, il riconoscimento appagante di tutto quello che è stato il suo trascorso. Papà diceva: io non ho fatto nulla, ho sempre visto e ho sempre creduto in quel mio sogno e ho cercato di realizzarlo. E per lui questo riconoscimento veramente è stata qualcosa di forte, di potente e lo ricorda e l'ha sempre ricordato con grande affetto nei confronti di tutti. Papà mi ha cresciuto dicendo la cultura è qualcosa che va oltre l'uomo, è quello che abbatte i muri, la conoscenza, quindi cercate di imparare il più possibile, cercate di poterlo trasmettere tutto questo vostro bagaglio di insegnamenti che vi verranno dati, ma anche di emozioni, anche di esperienze, e questo è stato veramente il grande valore di papà. 1956 nasce questa etichetta e nasce proprio per questo binomio indissolubile tra la terra, il prodotto, e il territorio che rappresenta questo. E parliamo veramente della fine degli anni 50, quando un mondo contadino, tra l'altro una civiltà contadina, veniva totalmente abbandonata alla ricerca di nuove possibilità che un mondo industriale stava offrendo. Per papà è stato proprio questo, la tenacia di voler ricostruire la collina, e ci è riuscito. Oggi io credo che questa etichetta, che viaggia in oltre 80 paesi nel mondo, ogni volta emoziona quando la trovi fuori, no? Fuori casa, fuori sede, perché tutti ci troviamo. Qui c'è un pezzettino del nostro Friuli, della nostra terra, e credo che questo sia poi la cosa più bella, il messaggio più particolare che possiamo dare. Felici di essere qui, felici di essere con voi. Livio Felluga quindi accoglie questa iniziativa ed è orgogliosa di farne parte, e quindi un grazie davvero con tutto il nostro cuore. E ricordo anche una cosa: posso, al di là della Livio Felluga, ricordare Movimento Turismo del Vino, perché a proposito di soggetti che hanno fatto crescere questo territorio, ma soprattutto culturalmente fatto crescere proprio il Movimento Turismo del Vino. A oggi si deve una legge nazionale, grazie al Movimento Turismo del Vino, che è quella sull'enoturismo, perché parliamo di enoturismo ma non sappiamo l'origine. L'origine è stata coniata 27 anni fa, grazie proprio al turismo del vino. Quindi vino che diventa ambasciatore, vino che diventa un matrimonio perfetto con quello che può essere il cibo, la cultura del cibo, perché tutti e due fanno cultura e uno senza l'altro non può esistere, e soprattutto la valorizzazione dal punto di vista turistico che il vino può fare insieme logicamente ai nostri partner, che sono il cibo e l'esperienza che tu puoi sensoriale attraverso il cibo e attraverso il benessere che tutto questo dà. E quindi buon lavoro a tutti, buon lavoro professore, è stato
posso dire fantastico, perché anche questa visione che abbiamo avuto, il Friuli Venezia Giulia ne aveva bisogno. Oggi abbiamo chi ci può rappresentare dal punto di vista culturale e dal punto di vista formativo, ne abbiamo bisogno. Quindi lunga vita e buon lavoro a tutti, e grazie ancora, grazie davvero. Grazie Elda per le parole, l'entusiasmo. Ce l'ho tanto. Chef, iniziamo con lei, Antonia Klugman. Sì. Buongiorno, io sono gratissima al mio territorio e ogni volta che posso lo ripeto, in Italia e fuori dall'Italia. Sono grata della complessità del nostro territorio, perché credo che in questa varietà tra le province ci sia alla fine la nostra ricchezza. Credo che alla fine sia anche la multiculturalità quello che in qualche modo ci caratterizzerà rispetto ad altre regioni. Credo fortemente che questi confini che non servono alla fine rimarranno la nostra ricchezza. Ho scelto di stare a Vencò, in un luogo di guerra, che è stato di guerra e che per fortuna è diventato un ponte per dei territori bellissimi che stanno nell'Est Europa. Credo ogni volta che parlo di territorio di non parlare di una fotocopia di un territorio, perché il territorio si muove, il territorio è vivo quanto lo siamo vivi noi, e credo quindi nell'immaginazione, credo in un'immaginazione che porta il territorio altrove, credo nell'apertura che le nuove idee possono farci avere rispetto alle possibilità che il nostro territorio offre. Credo fortemente in un territorio che si immagina nella propria testa e che ha delle connotazioni di sogno quanto di connotazioni reali. Credo che l'immaginazione debba essere alimentata dalla cultura e dalla consapevolezza di dove si è, perché altrimenti l'immaginazione è priva di significato. Quindi ringrazio gli storici che ci insegnano quello che è stato, perché altrimenti non capiremo dove siamo effettivamente. Ringrazio gli agricoltori che ci insegnano il senso profondo del territorio, quelli che fanno un'agricoltura sana e moderna, quelli che pensano alle proprie radici culturali, ma al contempo riescono a vedere il territorio in un modo nuovo attraverso l'ingrediente che per me è fondamentale, senza cui io non riesco a immaginare la mia terra. Quindi grazie a questo corso di laurea che credo possa veramente radicare profondamente gli appassionati nel nostro territorio in modo nuovo. Grazie. Grazie ad Antonia per le emozioni che ci ha regalato. E quindi dulcis in fundo, prima delle domande dei giornalisti, l'amico Emanuele Scarello. Buongiorno, hanno detto tutto loro, quindi io potrei raccontarvi una mattinata trascorsa col professor Ceccon a parlare di valori, i valori che ci legano. Oppure vi potrei fare un volo, perché abbiamo parlato della nostra magnifica regione. A me piace, ecco, fare un volo sopra e da sopra guardare Palmanova. Dov'è il mio sindaco? Mi plaschia anche al altri ogni tanto, no? È un bel paese. Palmanova dall'alto, proviamo a pensare, la piazza e poi vediamo tutte le punte delle stelle. La piazza, la cultura, è fondamentale. Anche Antonia ha detto che dobbiamo avere questa cultura, se ci manca la cultura non possiamo avere futuro. E poi abbiamo, appena uscendo un po' dalla piazza, quello che per noi è veramente importante, è il movimento del turismo. L'esperienza che si fa con il turismo. Turismo, si parla sempre di turismo, ma che cos'è il turismo? Beh, per me il turismo è la seconda azienda Italia, la seconda impresa Italia, e quindi sono pienamente d'accordo col professor Ceccon quando dice che sempre più si parla di cibo, sempre più si parla di turismo, ma sempre più abbiamo bisogno di persone che sappiano cos'è il cibo, il vino e il turismo.
E quindi allora la piazza, la cultura, piano piano siamo conglobati da questo che è il movimento del turismo, e noi, Antonio, abbiamo la fortuna di lavorare su una punta di una stella, della stella, lì, sul Food and Wine. Siamo fortunatissimi, penso, perché, come hai detto tu, gli agricoltori, il professor Ceccon sa quanto ne abbiamo parlato di agricoltura, di sostenibilità, sono stati temi molto cari, lo sono per me. E quindi avere persone che si formano, dico anche a voi ragazzi giovani, con questa idea è determinante. Leggevo un momento anche quali saranno le competenze. Bello, perché io quando entra un ragazzo in cucina gli chiedo sempre: ma quali sono le tue competenze? E quando leggo queste competenze qua, leggo solo le prime 4, tecnico, scientifico, economico, gestionale, e mi fermo qua. C'è tutto. C'è tutto per avere la visione poi in un'azienda e creare un'azienda sana. Noi abbiamo bisogno di queste persone qua, quindi vi ringrazio per aver pensato a un corso così ricco e proprio che mancava. Grazie. Grazie Emanuele. Adesso la parola appunto ai giornalisti per eventuali domande e quesiti. Qualche dettaglio in più sugli sbocchi occupazionali, perché Scarello adesso ha detto parecchio, ma non so, mi piacerebbe capire dove potrebbero andare a lavorare questi laureati. Noi immaginiamo che questi laureati possano trovare occupazione in diversi settori. Il settore della grande distribuzione, ad esempio. Forse non tutti sanno che l'80% dei laureati all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che è il riferimento per questo, lavora nella grande industria, nelle grandi aziende di produzione, commercializzazione, diffusione di prodotti alimentari. Barilla piuttosto che Lavazza o Ferrero, eccetera, eccetera. Quindi certamente questo è un bacino di occupazione estremamente importante. Esiste la grande distribuzione organizzata, i buyers della grande distribuzione organizzata, ma esiste poi tutto un mondo che crediamo abbia necessità di questo tipo di professionalità. Ad esempio nell'organizzazione della promozione di ambiti enogastronomici, magari che nelle nostre caratteristiche aziendali sono estremamente frammentate. Quindi la capacità di aggregazione e di promozione di settori, di territori più o meno ampi, credo che sia una necessità. Abbiamo parlato del turismo enogastronomico e quindi c'è il giornalismo enogastronomico, quindi la promozione attraverso lo scritto e non solo lo scritto, perché ci sono i nuovi media che stanno entrando in modo sempre più prepotente nella comunicazione di questo settore. Non so se può essere sufficiente. Grazie. La comunicazione ha uno scopo, quello di stupire e una volta che ha alzato schiacciare. Quindi è una rapa, è ovviamente una rapa, viola tra l'altro, però con un marchio registrato, come dire, l'abbiamo studiata, l'abbiamo catalogata, sì, è una rapa, ma è una rapa tecnica. Bene, siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio. Come avete visto abbiamo messo insieme professori, professionisti, abbiamo messo insieme associazioni, abbiamo messo insieme uomini di marketing. Speriamo sia un mix vincente. Grazie a tutti, speriamo di portare fortuna al Friuli. Arrivederci.